Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Teheran. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e via di... Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e bentornati in un nuovo episodio dei Barbari Eleganti. Come sempre no, per la prima volta il talebano riesce a presentare una trasmissione di Barbari Eleganti e non abbiamo... L'alternativa era darti 2 ciotole di riso a settimana, quindi abbiamo deciso per... I sindacati dei miei colleghi talebani, diciamo, si stanno facendo sentire. Fuori da Kabul non hanno alcun potere. Ma, quindi... ma piano piano, quando verranno rilasciati gli ostaggi palestinesi, anch'io tornerò nella mia terra natia. Sì. E abbiamo qua con noi, come sempre, il solito buonissimo Vittorio Le Donne. Alcuni lo chiamerebbero Vittorio Pablitos La Mujeres, alcuni cugino. A me non mi interessa, per me Vittorio Le Donne. Per te, diciamo che il cugino lo abusi anche tu, cioè non essere modesto nel... Perché per me, Vittorio, tu sei il cugino degli italiani, sei il cugino del popolo, è una cosa generica, comprendi? Sì, direi di sì. Comunque, Nel frattempo... buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Fammi presentare, cioè dottor Talebano. Certo. Nel frattempo abbiamo in collegamento da New York City, direttamente dalla Trump Tower. Quello lì è proprio, sì, la riconosco, è l'ufficio del segretario, certo. Con quel cappellino vergognoso, il mantenuto peggiore d'Italia, Marco Rubeo. Un applauso! Mi sentite? Forte e chiaro. Sentiamo, cugino. Good morning USA! I get a feeling that it's gonna be a wonderful day. Oh, time to rise and shine. Qui sono le 11 del mattino e infatti fino a mezz'ora fa ero ancora in pigiama, ma sono pronto per questa diretta che ho tanto sognato e posso dirvi, vi parlo dallo stato di New York. Ma quello lì è proprio l'ufficio che penso io? È proprio l'ufficio della Trump Tower, quello al piano più in alto? Quello dedicato al segretario di Stato. Purtroppo non è l'ufficio della Trump Tower, sono direttamente a Capitol Hill come segretario di Stato, ovviamente. No, dalla regia fanno un commento nel frattempo che ti diremo in separata sede. Cosa ne pensa la regia del mio cappello? Non Prego, le piace? Regia. Ridicolo. Ma che ridicolo. Non so se ancora capisci l'italiano dopo 4 giorni a New York City, però ridicolo. Siete le prime persone con cui parlo in italiano, in realtà. È da una settimana che ormai sono diventato madrelingua inglese, of course. No, vi parlo dalla splendida cittadina di Yonkers, nello stato di New York. Sono a pochi chilometri da New York City e vi faccio vedere una cosa, perché sono nella camera di mio cugino, vi faccio vedere una cosa molto molto americana. Prego, ci illustri, non vediamo l'ora. Ovviamente qua siamo tutti fan dei New York Yankees e quindi vi faccio vedere questa splendida collezione di Bubblehead con i giocatori degli Yankees. Bellissimo. Non è meravigliosa? No, meraviglioso. Posso dire che preferisco i Mets, cugino, se vuoi riferirlo a tuo cugino. No. Qui ovviamente è da una settimana che guardo sport in continuazione, ho visto... Per te poi è una tragedia? Sì, esatto, ho visto i New York Yankees perdere, ho visto i New York Giants, quelli del football perdere, ho visto pure i New York Jets, quelli Jets credo si chiamino, quelli dell'hockey, perdere pure loro, e vabbè, sono io che porto sfiga, che dire, sono io che porto sfiga. Per fortuna i Knicks non hanno ancora iniziato la stagione, cioè non hai potuto portare sfiga alla mia squadra, quantomeno. Esatto, guardate, vi faccio vedere.
questo è lo stato di New York, lì non so se si vede c'è l'Hudson River e dall'altra parte dell'Hudson River c'è il New Jersey. Mi Lo perdoni, splendido ma New io non Jersey. vedo tossicodipendenti col fentanyl in vena, ma è proprio sicuro di essere Vabbè, nello ma stato quelli- di New York? Non è che ci sta truffando? Vabbè, ma quelli sono a New York City, qui nello stato di New York è un po' come essere a Senago, si sta bene, è un Diciamo po' la che provincia. la cittadina lì è da signorini, non della Cattolica, perché la Cattolica non c'è, però magari di una importante università dello stato di La New York. Columbia. La Ma Columbia. la of vera course. domanda che tutti quanti quelli che stanno vedendo in questo momento la diretta via video su Facebook si staranno chiedendo è: ma tu hai portato gli occhiali apposta dall'Italia per fare questo collegamento? Of course, Of I did it. Ma course, I did it. soprattutto Anche che perché qua non so se- sanno, non so se sanno i avete tuoi visto, ma zii non che c'è un bellissimo tempo. sanno i tuoi zii che sei in diretta radiofonica in questo momento, staranno Certo che lo pensando sanno. qualcosa di strano, tipo cosa sta facendo sto coglione o cose del genere. No, quello lo pensano in altre situazioni, ma li ho detto, sono molto contenti e li saluto ovviamente. Ringrazio la mia meravigliosa parte americana della famiglia Rubeo che mi ospita gentilmente qua per questa settimana. Infatti, Volevo dire un'altra cosa. Volevo tenerci, Tra perdoni, l'altro- volevo tenerci prima di tutto a specificare Sì. una cosa. La redazione di Radio Libertà non ha dato €1 a questo raccomandato No. per essere lì, diciamo, pagato e mantenuto con con i soldi, diciamo, di chi contribuisce alla radio. Marco è andato lì da Del solo, povero Davide semplicemente Rubeo. con i soldi del poverissimo Davide Rubio, che io penso prima o poi Sant'uomo, quella carta verrà sant'uomo. bloccata. Prego, può andare avanti, Eh. perdoni. No, volevo dire, oggi tra l'altro è un'occasione speciale per essere in diretta qui dagli Stati Uniti, perché il presidente Trump proprio settimana scorsa ha ristabilito il Columbus Day e oggi è il Columbus Day, la festa degli italo-americani in pratica. Beh, Quindi cugino, se c'è è proprio un'emozione. se Sì, c'è vale- qualche vale bel poco souvenir niente. dal Columbus Day, portacelo, perché sarebbe una bella cosa da tenere qui in radio. Yeah, ma maybe. Sempre rimanendo nel tema americano, Marco, visto che sei lì nello stato di New York, come è stata percepita la situazione Gaza, Israele, questa presunta pace? Oggi teoricamente hanno già iniziato a scambiarsi i primi ostaggi. Come viene percepita lì in America? Allora, ovviamente io non è che sono qui per andare in giro a parlare di politica con la gente, però sento però un po' diciamo, il magari feeling che anche c'è. semplicemente parlandone con un vicino piuttosto che leggere un giornale. Sì. Come viene Sì, percepita? assolutamente. A proposito di giornale americano, guardate qua. Il Wall Street Journal, per caso? Yeah, of course Cugino, it non is, il New of York course it is. Post. Cosa dice la prima pagina del Wall Street No. Journal? Facciamo la rassegna Allora, stampa, questo- visto che in America in realtà sono appena usciti. Yeah, of course. No, in realtà questo era dell'altro ieri, perché questo è un giornale che il marito di mia cugina riceve gratis al lavoro e quindi è di venerdì, perché sabato e domenica qui non si lavora. Of course. No, ne parla bene. Ti giuro, Marco, che ne se parla dici bene. la prossima volta dici of course, ti butto giù la regia. Cioè, dai un sinonimo, di sure, fai qualcosa, ma io ti butto giù la Scusate, regia. ma è una settimana che continuo a ripetere yeah, sure, of Ma course. perché non sai nient'altro, non sai nient'altro. È vero, non so nient'altro, Ma come va il tuo livello di inglese? Vi faccio un piccolo spoiler: sapere la grammatica inglese quando sei qui non serve a un cazzo. Guarda, lo sapevamo tutti, comunque non è un grande spoiler. No, allora ritorno alla domanda, non la voglio eludere. Allora, vorrei dire una cosa, qua, a differenza dell'Italia, non c'è gente che scende in piazza a dire che la pace non è giusta e non ci sono opinionisti che vanno in televisione a dire che la pace non è giusta. Qui non dico che si festeggia nelle strade, però ci sono delle belle vibes, perché qui sentono molto, è molto sentita la causa israeliana, ovviamente, e il fatto che dopo 2 anni si sia riusciti ad arrivare a una pace che speriamo possa essere il più duratura possibile, grazie soprattutto al lavoro del presidente Trump e degli Stati Uniti d'America, è sicuramente qualcosa di importante e che rende fieri i cittadini di questo paese. E ripeto, a differenza dell'Italia, anche leggendo sui social, nei commenti delle varie pagine americane, non c'è gente tipo Orsini o l'Albanese che vanno in giro a dire che la pace americana, che la pace
portata avanti dagli Stati Uniti d'America non è giusta, perché forse avrebbero preferito non avere una pace ma continuare a supportare la resistenza di Hamas. Ecco, qua queste cose non ci sono, si è arrivati a una pace e siamo tutti molto felici per quello. Perfetto, bellissimo questo Comunque punto siamo di vista. tutti Vittorio, molto invece... felici per quello, cioè ormai si è già immedesimato nell'americano medio. Of course. Vittorio, invece tu come l'hai presa questa notizia, diciamo, della presunta pace, di queste, diciamo, di questo inizio, diciamo, di trattative che sta iniziando anche con lo scambio di alcuni detenuti? Ma direi che in realtà è molto semplice, cioè questa pace che è stata mediata dal grandissimo governo, più che governo, paese degli Stati Uniti, che sono gli Stati Uniti, hanno confermato una cosa, cioè che innanzitutto Israele ha raggiunto i suoi obiettivi, cioè la liberazione degli ostaggi e di fatto aver annichilito Hamas, quindi i risultati sono stati centrati. E quindi è una pace assolutamente giusta e corretta, perché chi ha iniziato la guerra e poi la perde solitamente deve accettare delle condizioni di pace, in questo caso sono anche molto molto buone per il popolo palestinese, perché comunque tra i punti della proposta di pace di Trump c'è anche la ricostruzione appunto delle strutture civili per la striscia di Gaza innanzitutto, quindi è una pace che sicuramente può aiutare a costruire un Medio Oriente più stabile e far durare veramente la pace in quelle zone. Esatto, infatti ricordiamo che sono già stati stanziati dei fondi per diciamo, la ricostruzione della striscia di Gaza, e in più stanno arrivando molti più aiuti umanitari, anche perché in questo momento, E guarda diciamo, caso comunque i terroristi non stanno... il prezzo dei sacchi di grano sono scesi da $23 a 9, chissà come mai, tutti dicevano della carestia, eppure venivano venduti a $23 a sacco. Ora che il vento è un po' cambiato, adesso sono già scesi a 9, chissà come mai. Diciamo che Vito, tu sei sempre stato molto di parte, perché non sei sempre stato filo americano, ma non sei mai stato un grande simpatizzante di Trump, al contrario di Marco, e anche se Marco cerca sempre di non dimostrarlo, ecco. No. Cioè, come pensi che possa andare avanti? Diciamo, perché Trump in questo momento, sia con la legislatura precedente che quella attuale, ha dimostrato di poter trattare molto bene con chiunque. Ecco, diciamo che ha fatto un grandissimo passo avanti in quello che è la questione ucraina, quindi anche lì è ottimo, cioè gli Stati Uniti devono essere un po' il faro della libertà e della democrazia, quindi se il presidente ritorna sulla giusta via è assolutamente ottimo. E diciamo invece per quanto riguarda Israele è sempre stato diciamo molto coerente ed ha sempre seguito la giusta linea, quindi non c'è molto altro da dire. Marco, invece tu che cosa ne pensi di questa situazione? Perché dal mio punto di vista personale sarà molto difficile comunque trattare per una pace duratura, nonostante il presidente Trump stia facendo di tutto per mettere ogni tassello al suo posto e poter un attimo calmare le acque. Sì, diciamo che è il primo passo, è solo il primo passo, perché sono stati rilasciati gli ostaggi. Mi sembra di aver capito tutti, quelli israeliani ancora vivi, poi devono essere rilasciati, e devono essere rilasciate chiaramente anche le salme di quelli, restituite le salme di quelli che non ci sono più, e penso che a questo punto dipenda da Hamas, perché certo nel governo israeliano ci sono sempre quei membri, non del partito di Netanyahu, dell'estrema destra israeliana che si è lasciata sfuggire certe dichiarazioni abbastanza terrificanti, come ad esempio il conquistare i territori della striscia di Gaza per farci una miniera d'oro immobiliare, quindi sarà difficile tenere a bada queste persone, però io confido nella parte moderata, anche rappresentata da Netanyahu, anche se detto così fa un po' ridere, però è così. E però bisogna, come dicevo, la palla passa da Hamas, perché ricordiamoci sempre che stiamo trattando con dei terroristi. Se sono intelligenti evitano di fare cagate, e visto che tutti gli altri loro amici della Lega Araba hanno lavorato anche loro molto per raggiungere questo obiettivo, e se sono intelligenti
eviteremo di vedere situazioni spiacevoli come tipo tra 2 mesi un attentato terroristico in qualche bus di Gerusalemme mentre saremo lì noi. No, Cugino, io aspetta un sinceramente non secondo. mi sento di dire nient'altro. L'unica cosa che mi sento di dire è che in questo momento, diciamo, all'interno dei 2000 ostaggi palestinesi che dovrebbero essere rilasciati sono stati fatti nomi illustri di terroristi che magari sono da 20 anni in carcere, quindi comunque diciamo che gli intenti di Hamas sì, popolazione palestinese, ma se si può riportare a casa degli uomini diciamo che lo fa molto volentieri, quindi penso che sarà difficile anche il disarmo, che è uno dei punti cardini di questa tregua. Prego Vittorio. Cugino, assolutamente. ma prima di andare con la prima canzone di oggi, ma vuoi cantare il Certo. piccolo jingle che ho scritto appunto Aspetta, per aspetta. te, per questa... Lo riprendo. È abbastanza cringe, ma lo canterò lo stesso, perché ovviamente qua viviamo di cringe. Quindi, of course, viviamo di cringe. Allora, fanculo Hamas ed Hezbollah, lunga a vita al presidente Trump, viva Washington e Tel Aviv, il prossimo è Khamenei. Grazie, Io cugino, penso che spettacolo. davvero Molto un grande cringe, ma poeta. andava fatto. Davvero un grande poeta. Penso che possiamo andare con la prima canzone. Allora andiamo con Disturbed. Disturbed, no, con Down with the Sickness dei Disturbed. Ah, pardon, pensavo fosse il nome della band, scusate l'ignoranza. Via. Drowning deep in my sea of lonely, broken your servant died. Will you give it to me? It seems what's left of my human side is slowly changing in me. Will you give it to me? Looking at my own reflection, when suddenly it changes, violently it changes. Oh no, there is no turning back now. You've woken up the demon, the enemy. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let everyone make. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. You fucker, get up, come on, get down with the sickness. And this is the gift that has been given to me. I can see inside you the sickness is rising. Don't try to deny what you feel. Will you give it to me? It seems that all that was good has died and is decaying in me. Will you give it to me? It seems you're having some trouble in dealing with these changes, living with these changes. Now the world is a scary place. Now that you've woken up the demon, the enemy. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your... Oh, eccoci qui tornati con la fantastica canzone dei Disturbed alla facciazza di Bruxelles, del comune di Bruxelles, che li ha voluti censurare per le posizioni filo-israeliane del cantante. Però dalla regia ci dicono che abbiamo una telefonata. Pronto? Chi sta chiamando? Buonasera amici cari, sono sempre Riccardo dalla Oh, provincia salve, di salve. Frosinone. Oggi qual è il Tutto suo bene? editoriale, Riccardo? Allora, oggi volevo dire che è una giornata storica perché il cessate il fuoco ha inizio. C'è la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas
tutto organizzato, è una cosa tutta organizzata a tavolino per far avere questo premio Nobel della pace al signor Trump. Ma l'ha vinto Ma la signora pare che Machado, pare che Mi sa Riccardo. che non è molto riuscito, informato, signor Riccardo. Grazie. Ma quello che voglio dire però è una cosa, come ho detto la scorsa volta, il fatto delle mucche spie. Per l'amor di Dio, cessate il fuoco anche per loro, vanno tolte le strumentalizzazioni spia e rimesse in libertà, se no continuerà il controllo israeliano dei poteri più forti. E qui mi sorge una domanda: se una mucca può essere una spia, cosa ci impedisce di pensare che anche i piccioni siano agenti segreti come quelli dell'amico Putin? Poi stiamo molto attenti anche ai cani in Afghanistan. I cani in Ricordiamo Afghanistan. Questo qui può dirglielo il nostro collega, lui su questo è molto informato. Sì, diciamo che sono assolutamente d'accordo con lei, signor Riccardo. Infatti io sarei molto a favore della distruzione totale di ogni tipo di animale nel mondo, così almeno risolviamo il problema delle spie e siamo a posto, no? Così poi Ma rimarranno dice- solo le spie umane. anche il fatto dei cani kamikaze in Afghanistan, come stavo dicendo. Quindi questo tipo di cessate il fuoco va anche visto dal punto di vista dello spionaggio animale, come stava dicendo lei. Poi, seconda cosa, signori ascoltatori, qui è arrivato l'ordine da Francoforte, la Banca Europea, che dice che dobbiamo tenere i contanti a casa. Avete capito bene? In tempi di guerra digitali e attacchi hacker non fidatevi del bancomat, fidatevi del salvadanaio. 70-100 euro per persona è la nuova legge non scritta. Banche ladri e banchieri ladroni. Poi la terza cosa, ascoltate bene, mi riferisco alla Toscana, perché ci sono state le elezioni regionali. Ci sono stati dei brogli anche lì. Non fate l'errore della Calabria, se avete capito bene, la Calabria sotto il controllo oscuro. Qui ci stanno manovrando dall'esterno con accordi criminali, rapporti con Israele, mozioni, sindaci che chiedono la sospensione dei rapporti istituzionali, politici che fanno finta di nulla. Se non aprite gli occhi, la Toscana diventerà la vetrina della manipolazione. Ringraziamo signor Riccardo per lo spunto molto interessante, perché ci fa molto piacere sapere che sia che vinca la sinistra che la destra ci siano dietro i brogli degli ebrei. Quindi adesso vorremmo mandare una notizia, diciamo. La ringraziamo comunque per lo spunto. Arrivederci. Esatto, signor Riccardo ha parlato del premio Nobel per la pace, appunto vinto da Maria Machado, l'ottima membro, diciamo capo di quello che è la resistenza al governo di chiamiamola Maduro, così, la diciamo così. resistenza al governo di Maduro. E che cosa hanno esattamente. detto due grandissimi Due politici grandissimi italiani, luminari della politica Esatto. italiana, ovviamente guarda caso della coalizione di sinistra. Ovviamente Bonelli e Fratoianni dicono che non gli convince la nomina della Machado e che diciamo per loro questo premio è un piano diciamo che messo in atto per tenere buoni, diciamo, le forze conservatrici che loro chiamano fasciste della destra, che secondo loro ora governano a livello globale e che se fosse stato per loro avrebbero premiato o Greta Thunberg o Francesca Albanese. Qui veramente stiamo arrivando alla follia. Da una parte abbiamo una coraggiosa esponente dell'opposizione che da 20 anni lotta contro una dittatura schifosa, una schifosa dittatura socialista, mentre loro vorrebbero premiare chi? Una che si è andata a fare la gita in barcavela e l'altra che va a fare il Marchese del Grillo con i sindaci italiani. Cioè siamo arrivati al ridicolo. Guarda Vittorio, sono totalmente d'accordo con te, perché comunque diciamo che volevi leggere anche un pezzettino dell'articolo, Vai, perché c'è un lega. virgolettato molto interessante. Per Bonelli e Fratoianni il Nobel a Machado è il frutto di una scelta che risponde all'egemonia politica che la destra
conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante. Io trovo assurdo e secondo me bisognerebbe farsi un esame di coscienza e farsi anche, diciamo, un esame dell'urina per vedere se quando dici queste frasi sei sotto effetto di droghe o di alcol, perché trovo surreale pensare, cioè, che adesso Maduro addirittura cioè, possa essere un grandissimo simbolo di sinistra e lei invece un grandissimo simbolo della destra, quindi diamo a lei il Nobel. È follia, cioè tutti quanti nel mondo siamo al corrente della situazione in Venezuela e sentire queste frasi mi fa anche capire, innanzitutto, come mai non arrivano mai da nessuna parte. Seconda cosa, mi fanno anche capire davvero come mai questo mondo sta andando a rotoli. Marco, tu che cosa ne pensi? Mi sentite? Ti sentiamo Sì, forte e vai. chiaro, prego. Allora, non solo Bonelli e Fratoianni, perché vorrei anche segnalare che pure la pagina del Partito Democratico, che all'inizio aveva fatto i complimenti alla signora Machado per aver vinto il premio Nobel, una volta che poi la signora Machado ha pubblicato un post su X e sui suoi canali social con cui dedicava il suo premio Nobel al presidente Trump e ai suoi sforzi per raggiungere la pace in Medio Oriente, una volta visto quel post, il Partito Democratico ha cancellato il suo post in cui le faceva i complimenti e le congratulazioni. Questa la trovo una roba spettacolare, perché fa capire che non solo Bonelli e Fratoianni, che rappresentano la sinistra, perché da loro ce le aspettiamo queste cose, cioè aspettiamo queste reazioni, ma pure dalla sinistra più moderata, dal centro-sinistra, da quelli che dovrebbero rappresentare i moderati, i buoni della situazione. Una volta che vedono una persona illustre che ha ricevuto un premio Nobel per la pace fare le congratulazioni a un esponente politico che loro ritengono indegno, legittimo, ma è una loro opinione, arrivano addirittura a cancellare le loro congratulazioni dal loro sito. Questa la trovo una roba spettacolare che li qualifica per quello che sono, ovvero degli ipocriti. Esatto. Perché se la signora Machado non avesse fatto i suoi complimenti al presidente Trump, quel post sarebbe ancora lì. Sì, ormai non Vergognatevi. si capisce più dov'è il filo tra diciamo, il tirare l'acqua al proprio mulino e il dire quello che pensano davvero. Ormai è surreale. Comunque, perdonami Marco, dobbiamo andare con la seconda pubblicità. canzone. Metteremo una canzone di Jay-Z intitolata a te, Empire State Oh, of ma Mind. ma io ho mandato una mia canzone, dov'è? Ci sarà dopo, vai Lo mettiamo tranquillo. dopo, lo mettiamo dopo. Volevamo dedicarti questa canzone che ci tenevo tanto. Bacioni, via! Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down. Lenti o rapidi mezzi, 20 cambio diretti, stessa meta fatale sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville, non un cargo di merci. La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci. Gattonando, mi metto in piedi come sull'Istem il gatto pardo. Anche in alto mare, la tela polare, l'ho seguita per i cieli come un astrolabio. Giovane Aldo Brando. Lascio casa e corro il mondo nel vagone, dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio, sogno e il punto di vista si allarga. Se dall'astronave mi sporgo, imparo che non c'è disfatta. Se posso premiare lo sforzo, come l'otterosauro di Arzak, ho un personaggio sul dorso, voglio levarlo di dosso, voglio vagare nel cosmo, sopporto le attese, imparo ad amare, raccolto il maggese, io corto maltese, io serve gabbiani dal porto in paese. Ho capito che per ogni capolinea c'è un nuovo biglietto che fa capolino, scriverò sul retro della cartolina. Io sono in viaggio, sono in viaggio.
ho sfinito faccia nella sabbia. Le sirene ancora strillano la mia condanna. Seguo croci sulla mappa di quest'audiogramma. Sono Atlantide che sta sprofondando sott'acqua. Non lasciarmi qui per pietà, dammi ancora sfide maree. Dio, sia fatta la tua volontà, ma fammi capire qual è. Io sono stato i sandali del pellegrino, perso in un deserto come il Kalahari. Sono stato sabbia lungo il mio cammino, quando inaridivo come certi intellettuali. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci, eccoci qua tornati di nuovo con questo scempio di trasmissione, se posso permettermi di dire. Vorrei iniziare... Combinato, ma cosa avete combinato? Avete messo un pezzettino di Empire State of Mind e poi Caparezza. Ma io sono il signor Io sono il dottor Talebano, non sono il signor Talebano DJ, sia chiaro. Nella vita può capitare di sbagliare, mi hai fatto pressioni, mi sono sentito... umiliato, sì, diciamo. ma sapete che quella canzone Empire State of Mind la mettono in continuazione a Manhattan, cioè è la prima cosa che ho sentito appena sono uscito dalla stazione, l'ultima cosa che ho sentito quando sono rientrato, cioè se passeggi per le vie di Manhattan, per Times Square, la senti 20 volte in un'ora. Io penso che i newyorkesi odino quella canzone. Ma a noi non ce ne frega assolutamente niente. Sai cosa ci interessa sapere invece? Che cosa è accaduto in Scozia? Sì. Perché in Scozia devi sapere che è accaduto un censimento dove 1200 romani si sono dichiarati di etnia rom. Penso che sia uno spunto molto interessante. Regia, lei che ha, diciamo, origini di quelle parti lì, no, non origini rom, origini romane, è diverso. Cosa dice? Ma lei si sente un rom? No, assolutamente no. In realtà siamo qui tutti e due registi siamo romani. Appunto, io ho detto regia in generale, voglio anche sapere l'opinione. Certo, no, guarda, l'ho letta anch'io questa notizia e ho riso tanto. No, non mi sento un rom comunque, se questa è la domanda. E passo la palla a Simone, vediamo lui cosa ne pensa. Simone, ti senti un rom per caso? No, assolutamente no, anzi... Diciamo che li discriminiamo molto perché ci hanno inondato Roma, quindi anche no. Simone, per favore, se questa trasmissione dovesse mai essere chiusa, voglio essere io il responsabile, sappilo. Non mi rubare la scena. Diciamo che Roma, no, anzi, gli zingari stanno a Roma come i Maranza stanno a Milano. Per Sì, favore, è però, vero. regia, Ma io lo sapete che ho rispetto quasi per tutte le etnie, non dirò qui quali no, però i rom sono fra quelle tranquille rispetto ad altre, ecco. Hai paura di essere accoltellata, abbastanza palese. Sì, infatti, questo è vero. Marco, perché mi mandi baci? Non ho capito. Perché Marco è un rom. Ah, sei un rom, perfetto. Ma stai nel Bronx? No, perché è stato bellissimo sentire queste parole da te, e soprattutto l'ultima frase che hai detto. Quale? Ripetimela che ho dimenticato. Quelle che diciamo che tra tutte le etnie che rispetti, questa forse è quella che è. Comunque devo dire che Sveva che dice no, non mi sento un rom è la cosa più bella che ho sentito nell'intera settimana. Mi aspetto nella sigla prossima questa frase. No, non mi sento un rom. Ma nella parte fissa, nella parte fissa, cioè ti teniamo fino a luglio. Comunque sì, è tutta paura, la mia. Sì, ma in realtà comunque adesso ne parleremo dell'articolo perché è stata tutta quanta, diciamo, un grosso equivoco. Vuole leggere lei, Vitto? Stai veramente chiedendo a un dislessico di leggere Il problema è che qua siamo tutti dislessici, quindi mi dovrò togliere gli occhiali. Pure dalla regia siamo dislessici, perfetto. Mi dovrò togliere gli occhiali per leggere. Tu che ci dici? Cioè, tu qualche Ma no, di dislessia? Lo leggo, nessun problema. No, non ho nessuna dislessia, ma se devo leggere da qua poi diventa un casino. Diventi cieco? Sì, beh, no, non si preoccupi. Quello sono diventato cieco dopo aver passeggiato per Times Square e aver visto la pubblicità di Sydney Sweeney di American Eagle. Quella tanta roba, diciamo. Prego, un uomonimino in attesa ha destato non poco scompiglio nell'ufficio di un censimento scozzese. Circa 1200 persone nate a Roma, infatti, hanno per errore segnalato la casella Rom, ma proprio Rom, ok? Con cui si indica invece il gruppo etnico migrato
in Europa, dall'Asia meridionale, beh, tutte quante cose che sappiamo. In inglese il termine Rom si traduce in Roma, ma è proprio scritto in maniera sbagliata, perché l'hanno scritto Roma come noi diciamo i Rom in Italia, non Rome, diciamo, come si dice in inglese, quindi non ha Ma non senso lo di per sé. chiamavano Gypsy? Esatto, vabbè, lasciamo perdere. Ma sì, ma sarà fatto Ma no, quello è il l'intelligenza modo artificiale inglese pure per questo dire articolo. zingari. Ah, ok. Beh, però, diciamo, non è ancora utilizzato. Cioè, ad esempio, il pugile Tyson Fury usa Gypsy King come nome d'arte, diciamo, come soprannome, quindi... Vedi, per la prima volta nella storia dei censimenti scozzesi, le autorità di Edimburgo hanno inserito tra le etnie anche quella rom, un equivoco linguistico che ha causato però un malinteso per molte persone nate nella capitale d'Italia. Il censimento ha offerto anche altre soluzioni curiose, ha previsto una categoria sia per gli irlandesi che per i polacchi e una per gli artisti itineranti, ben distinti dagli musicisti zigani. Tu hai mai ascoltato musica zigana? Perché io non so neanche cosa possa essere. Cioè, sì e no, se si considera musica di origine gitana il flamenco, sì, cioè, sono un grandissimo fan di Gypsy King, dato che mio padre ne era un grande fan a sua volta e ne ho un sacco di dischi a casa, quindi tecnicamente sì. Lo dico. Possiamo dire che forse questo equivoco è stato dettato dal fatto che i romani credevano che esistesse un censimento solo unicamente per la loro provincia senza essere considerati italiani? Cioè, forse è megalomania. Simone, cosa mi dici? Siete megalomani? Sì, perché Roma è caput mundi, quindi per forza. E allora è colpa vostra. Però siete dei Quindi è rom. incredibile, cioè, stanno facendo ora loro la secessione, è incredibile. Marco, ti sei mai identificato per caso in un mill, tu? In un che? In un mill. Essendo loro E che cos'è rom, un noi siamo mill? mill, oppure mill N a sto punto. Mill N. Ah, l'ho capito adesso, scusa. No, lui Scusa, al l'ho massimo in capito un adesso. sen. Scusate ragazzi, effettivamente era tanto brutta. Sai invece cosa non è brutta? Questa notizia qua. Il fidanzato... No, non aspetta, fammi rispondere. perdona, Certo, prego. mi sono sempre classificato come meal. E anche come A very N. good meal. Ah. Lei è Ma veramente soprattutto- international. Ma soprattutto, cioè, adesso veramente mi chiedo, avranno messo davvero in difficoltà però magari quelle famiglie veramente rom che magari abitavano in Scozia, cioè si saranno trovati di difficoltà. E che magari sono schifati dall'essere accostati ai romani. Diciamo che se uno scozzese di destra vede il censimento, penso che domani scende in piazza a fare una razzia, probabilmente, perché si ritrova 1200 rom in più. Beh, l'inno alla ruspa, come bei vecchi tempi. Ma ormai tempi passati, però quanto ci manchi Matteo, quanto ci manchi, vero Matteo? Sai invece cosa non ci manca? A noi non manca... Guarda, Marco, questa qua è veramente bella, ti sei proprio impegnato comunque. Il fidanzato non risponde al telefono, lei lo picchia e gli devasta l'auto. Protagonista dell'aggressione avvenuta in via Roma a Vigonza, una 27enne che si è ferita nella furia. Con un pesante posacenere ha colpito anche la macchina a fianco. Il fidanzato non risponde al telefono e ritarda. Quando poi si presenta, lei lo prende a pugni e gli fracassa l'auto con un posacenere da piedi. Allora, ma ragazzi, ma scusate, questa qua è effettivamente gelosia un po' troppo esagerata, ma poi perché con un posacenere? Ma più che gelosia, controllo, cioè se il tuo fidanzato non ti risponde al telefono, va bene magari un minimo di preoccupazione, ma addirittura pestarlo in questo modo selvaggio, cioè mi sembra un po' too much. Essendo tutti quanti degli schifosi uomini puzzolenti in questa trasmissione, vi è mai capitato che la vostra compagna, la vostra moglie vi picchiasse con un posacenere e vi devastasse l'auto? A questo punto no, cioè essere, come dire, insultato pesantemente in pubblico, sì, cioè me l'ero anche meritato Però per quello che avevo fatto. Un po' ti piaceva anche, dai, ammettilo. Sono cose difficili. Lo sapevo. Dottor Talebano. Sporcaccione. Regia, Vabbè, cosa mi fa, regia? Regia, ma lei che è l'unica donna... la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Bravo, Io ci sto provando in tutti i modi a cancellare il programma, è la mia unica chance da 3 anni a sta parte. Ma giustamente la regia, che è l'unica componente di sesso dubbio, però teoricamente l'anagrafe donna, lei per caso ha mai picchiato il proprio fidanzato con un posacenere?
Perché non risponde al telefono? No, anzi se non risponde al telefono meglio, così sto un po' più tranquilla. Ecco, diciamo in generale, meno ho rapporti proprio di colloquio con uomini, meglio è. Visto che devo già stare con voi tre. Ah, noi non siamo dei uomini, siamo dei psicopati. Sesso dubbio anche voi, sesso dubbio Ma anche voi. assolutamente. Assolutamente sì. Ma quindi ci sta confermando che la regia ha delle posizioni un tantino misandriche in questo caso? Sì, assolutamente sì. No, Beh, si scherza. greve. Beh, noi siamo Greve. totalmente a favore di tutto ciò, ma ci beh. mancherebbe altro. Marco, invece tu che cosa ne Non si pensi? generalizza naturalmente, però in questo caso, soprattutto del lunedì, posso dire sì. No, Of course, si of generalizza e come, of course. Of course. Marco, che cosa ne pensi invece? Sei mai stato picchiato con un posacenere? La macchina no, perché sappiamo tutti quanti che lei ha la limousine con la scorta, quindi chiaramente non si potrebbe. Of course. Ah, perfetto, è molto interessante. Ma anche lei le è piaciuto essere picchiato? No, devo dire una cosa, non sono mai stato picchiato con un posacenere e soprattutto non sono mai stato picchiato contro la mia volontà. Ah, ecco, è giusto specificare. Ma Direi che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Ma abbiamo fatto una puntata apposta in realtà dove parlavamo di certi generi, ecco. Ma vabbè, ma quello lì neanche conta. Cioè, chi non si è fatto picchiare volontariamente almeno una volta? Dai, è un qualcosa che è fuori quota. E c'è un problema che quest'uomo qua non mi sembrava molto... Vabbè, ma lui non era volontario, chiaramente. Poi sai, un poverino, conto anzi. è la candelina, un conto è il posacenere potrebbe fare leggermente male. Il posacenere potrebbe essere il prossimo step. Sarebbe molto interessante. Marco, tu di solito quando cerchi per esempio una fidanzata, ma anche te Vittorio, anche sempre regia, quando cercate un compagno, avete per caso degli standard? Cioè magari lo volete di determinata altezza, di una determinata età, con una determinata RAL, tipo io guardo la RAL e guardo anche soprattutto dell'età per donne molto vecchie in alcuni casi. Beh, quello è giusto. Ovviamente, È se mi giusto. chiedi, dato che noi, ovviamente, essendo la trasmissione arcobalenosa di Radio Libertà, a pensione, bravo. Bravo. Abbiamo la regia che sa, che è competente, che sa quello che vuole. Bene. No, comunque, essendo noi devi stare attento e specificare, perché noi potremo anche richiedere certe cose come ha fatto la signora in questione. Esatto. Marco, di solito tu cosa cerchi? Hai dei criteri con la quale valuti, diciamo, quando cerchi una compagna o un compagno anche? L'unico criterio è l'essere ancora in vita. Ok. Secondo me sei anche molto abbondante. Sappi che potrebbe essere che tu possa essere scartato perché questa persona su Tinder cerca un fidanzato con un requisito minimo di 17 centimetri. Quindi penso che... Cosa ne sai che io potrei essere scartato? Scusa, cosa ne sai? Perché hai mai visto? Perché la media italiana è molto bassa. Beh, allora, signori, cosa c'entra? E questo vuol dire che teoricamente tutti gli italiani dovrebbero essere scartati. Se lo dice il tale Bado che avete dormito insieme Abbiamo parecchie dormito volte, assieme, io potrei tendere a credere. Il talebano talebano è molto noto nella sua cerca di amici come Big Bamboo. È una vecchia storia che sicuramente avrà il piacere di raccontare in radio. Ma quindi, cugino, eri tu che stavi sotto, giusto? Io non posso sapere effettivamente Non Marco com'è, perché io non l'ho mai visto, è sempre stato davanti. Stiamo scherzando, signori. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Questo programma. Scusa, chiedo scusa. È entrata la redazione. È entrata la redazione, mi ha fatto dei brutti cenni. Finalmente, magari ce l'ho fatta a raggiungere il mio obiettivo. Quanto godo. No, ma ancora non abbiamo fatto nulla di blasfemo ancora, quindi... Sì, perché io invento un gran finale per questa puntata in realtà e voi non ne siete al corrente. Le richieste di Micaela Testa per un nuovo partner diventano virali. Micaela Testa è diventata molto ricca pubblicando scatti piccanti su un noto sito per adulti. Non faremo il nome perché non vogliamo fare pubblicità. Ora però è singola e si è rivolta all'app di Conti Tinder per cercare una nuova anima gemella. Ha dei requisiti molto stringenti che sono diventati virali. Vuole un uomo alto, almeno 1,80 m, e dotato di un membro di almeno 17 cm. Questi però può anche dire addio al suo lavoro, perché lei ha insistito di poter mantenere entrambi grazie al suo stipendio a 7 cifre quest'anno. Ma è uno spettacolo, ma posso chiedere, poi io voglio fare un annuncio pubblico
Perché io non ho mai usato Ma Tinder. Ma quindi c'è l'opzione effettivamente per selezionare i centimetri richiesti? Non l'ho mai usata, non lo so. Cioè, qualcuno l'ha mai usato qua no, Tinder? non c'è, Ma cioè, non ci non crede c'è. nessuno che non l'hai mai usata. No. Cioè, allora, io Ma, partiamo dal presupposto, ma no, perché non hanno aspetta, ancora fermi, messo qui l'opzione trans su c'è una Tinder. domanda che sorge spontanea, ma Sì. quindi l'ex falconiere della Lazio potrà essere preso in considerazione per il ruolo di compagno della simpatica signorina a E questo dipende se ha fatto il punto? profilo prima o dopo l'operazione. È una bella domanda. Cioè, Sicuramente dopo può rientrare. sicuramente può collegare a profilo di Tinder il suo profilo X e dei problemi non ce ne sono. Era un uccello veramente molto grosso, in effetti, il suo. Ma No, non mi cosa è guardare diventata così, questa non mi guardare trasmissione? così. Ma vergogna, Non mi manco guardare io così. succede sta roba. Sì, però intanto lei guadagna 7 cifre, ragazzi, cioè, quindi posso capire, ma secondo me alla fine diventerebbe anche un collaboratore, quindi capisco in realtà le richieste della signorina, anzi la difendo, perché è giusto che sia così. Quindi c'è dal punto di vista professionale, cioè che fa queste richieste, non è una discriminazione. Sì, secondo me può anche in base essere ad dal punto di vista altezza, professionale, certo, assolutamente. Beh, Cioè, è sicuramente una visione interessante. Diciamo che se non fosse così, però sarebbe un tantino brutto, ecco, diciamo, come è brutto, non lo so, magari per un uomo scegliere una donna in base al peso, se è più o meno magra, diciamo che questo è altrettanto brutto, cioè qualcosa che andrebbe evitato. a me comunque, quantomeno. guarda, ti dico la verità, io non mi sento discriminato perché comunque ha fatto, cioè non mi sento discriminato in quanto uomo, cioè nel senso una persona dal punto mio, ognuno ha i suoi gusti, ognuno può Ma non ti banalmente senti valutare. discriminato perché tu soddisfi entrambi i requisiti. No, non è vero, perché sono alto 1,79 m, quindi non rispetto entrambi i requisiti. Vabbè, dici che è puntigliosa? È molto puntiglioso, secondo me. No, ognuno cerca con i suoi requisiti, non ha fatto, cioè non ha chiesto nulla di così tanto scandaloso alla fine, sono misure, diciamo, cioè avesse chiesto 30 per 2,10 m potevo capire che era un po' difficile. Diciamo che è stata molto molto gentile. Avrà sicuramente una grande fila di fidanzati o collaboratori, non possiamo saperlo. Beh, direi comunque, non lo so, non mi convince troppo questa giustificazione della signorina, anzi vorrei chiedere in regia, cioè, se loro invece hanno mai discriminato in base, non so, tipo all'altezza nella scelta di un partner. Regia, vada, no, vada. tutti e due, siete la regia quando vi interpelliamo. Io dico sempre, nella botte piccola c'è il vino buono. Oh, bravo, io mi bravo. auguro intendessi Una persona- l'altezza, Simone, perché botte piccole è brutto a sentire, sinceramente. Una persona che è molto aperta e molto progressista, bravo Simone, bravo. No, io non ho mai fatto discriminazioni tranne a Marco Rubeo perché gli dico che è alto 1,50 che è la verità. Vabbè, ma quello lì E quindi è una la discriminazione. norma, è la regola, cioè non è Non è neanche vero, una non è Una discriminazione. vero. piccola eccezione ogni Maschera, tanto si può anche lei fare. maschera, Mi lei scusi, in maschera, che senso? lei maschera, non è vero, lo Su dice cosa? per sviare. Per sviare cosa? Eh? Dillo se c'hai il coraggio, per sviare cosa? No, niente, ho detto che secondo me lei scherza quando dice che sono alto 1,50 m. Sa perché quanto sei alto? E non indaghiamo soltanto sull'altezza. E chiudo. Diciamo che sono sopra la media nazionale femminile e questo è l'importante. Leggermente sotto quella maschile, ma non è importante. L'importante è essere sopra quella femminile. Ok. Diciamo che se un... Prego. No, prego. Prima le signore, vada, dica. Diciamo che se una ragazza di altezza media femminile mette il tacco 12, per me potrebbe diventare un problema, ma se non lo mette è perfetta. Vabbè, io sono alta 1 metro una Vigorsol, quindi non è un problema. E allora va perfetto, bene. Va bene. Comunque no discriminazioni. Comunque è No veramente brutto discriminazioni. vedere questa Of course. lite matrimoniale tra marito e moglie. Potrebbe finire in un divorzio come potrebbe finire bene. Nel caso Però, siete regia, per cioè, caso... Ma qui negli Stati non Uniti, trattiamolo così male il povero fortunatamente ci sono gli Marco ogni accordi volta. prematrimoniali. Va Quindi sono bene a che se lo posto. merita No, ma le e spiego, fai bene. visto che i però- piccioncini litigano, sapete come potete sistemarla? Potete chiamare una terapista dell'amore. Sapete cosa fa questa terapista dell'amore? Salva matrimoni andando a letto con i clienti. Ebbene sì, signori.
Ebbene Sì, ok, va bene, va Un bene, metodo sono d'accordo. decisamente non convenzionale. Olivia Bentley è una terapista dell'amore che sostiene di salvare i matrimoni andando a letto con i clienti. La sua pratica consiste nell'essere fisicamente coinvolta con la maggior parte delle persone che vede. Le Grande donne le chiedono di professionista. dimostrare atti intimi ai loro mariti e alcune concedono ai loro mariti un lascia passare per divertirsi con lei. Bentley porti fino a 10 clienti a settimana, guadagna circa $500.000 l'anno per i suoi servizi. Guadagnati, meritati, Sudati assolutamente. sicuramente. Marco l'ha già contattata. Ma è interessantissima questa cosa. Ragazzi, io davanti a cotanta professionalità non posso che levarmi il cappello Sì, in ma questo caso. allora c'è una cosa, lei si E definisce rimettermelo subito dopo, ovviamente. lei si definisce una guida emotiva per le coppie e critica le donne che si rifiutano di soddisfare i desideri intimi dei propri partner. Allora, diciamo che è una trovata molto interessante per avere l'approvazione della moglie di poter far andare il proprio marito con una escort, cioè, banalmente in realtà potremmo definirla così. ma è una Sì, battaglia. è un modo elegante per dire quello. Ma no, ma è una battaglia che noi abbiamo portato avanti come trasmissione Barbari Eleganti, cioè di superare un modus operandi della monogamia. Questo qui è un grande atto di fiducia. Cioè, è sbagliato perché una professionista che ti insegna comunque a superare quello che è solamente il lato sessuale di una relazione, perché la relazione dovrebbe essere tutt'altro, intimità affettiva, stare bene insieme anche nelle più piccole cose, non solamente legare tutto all'atto sessuale, perché sennò non è amore, cioè è un contratto tra due persone che decidono di farlo e basta, ma non c'è quella parte di sentimento, se no quella sessuale la puoi risolvere anche con altri, non c'è nessun problema. Marco, invece tu che cosa ne pensi di questa magnifica vicenda? Ma io penso quello che hai commentato tu, ovvero che è un modo elegante per permettere al proprio marito per andare ad escort, e per quanto mi riguarda, per come vedo io le coppie, per come vedo io come dovrebbero andare le famiglie, è perfetto. Sì, lo penso anch'io. Diciamo, mi farebbe molto piacere che questa persona venga coinvolta, diciamo, in un nucleo, che quindi le cose vengano fatte in tre, che venga effettivamente a far parte della famiglia e non solamente di un membro della famiglia. Ogni riferimento è puramente casuale, battuta molto sottile. Beh, no, sarebbe una Beh, grande comunque si può anche evoluzione. guardare la Royal Family italiana e capire che alla fine va bene così. Non so se cogliete. Lo sai che io sono un grandissimo fan di Rete 4. Allora, io adesso qua ho una notizia che mi ha inviato. C'è un problema, è in portoghese, la traduzione è un po' strana. Ma che notizia? Ma dobbiamo salutare, ma guarda che ore sono. Ma Dobbiamo sì, salutare, 2 ce la minuti, andiamo al facciamo. volo, perché qua 2 minuti, va bene, va 4 bene. minuti. 3, 2, 1, la regia, buonanotte. ringraziamo la regia che ci concede addirittura un minuto in più. Sì. Perché allora qua è un po' particolare Solo perché non c'è Marco Rubeo. Una fan del K-pop organizza una festa di compleanno a tema. Viene presa in giro dal fratello con una foto di un dittatore nordcoreano e le immagini diventano virali. Voi immaginate di fare una festa, magari non sappiamo l'età di questa partecipante purtroppo, ma 25 anni dice. Voi immaginate fare una festa di compleanno per vostra sorella e vi presentate con un cantante K-pop che in realtà è Kim Jong-un. Sarebbe bellissimo. Altro che intelligenza artificiale, ragazzi. Straordinario. Cioè, nessuno avrebbe una mente così incredibile da concepirla. Marco, ma che cosa ne pensi? Secondo te Kim Jong-un, who is the GOAT, miglior cantante K-pop tra un tizio che non conosco, che andrò a cercare adesso su internet, e Kim Jong-un, secondo te? Io mi rifaccio alle parole di Luca Scognamiglio quando disse che la Corea del Nord è assolutamente superiore alla Corea del Sud. La Corea del Sud è un Giappone con un po' più di capitalismo e un po' meno di storia. La Corea del Nord è straordinaria. Quindi se fossi stato nella ragazza... Purtroppo non ci posso andare io in Corea del Nord, perché qua mi hanno fatto il timbro sul passaporto, nonostante non lo facciano più da decenni, ma per me hanno deciso di farlo, quindi I'm fucked e non ci posso più andare. Però mi piacerebbe, è una delle mie mete dei sogni, quindi bravo il fratello. Mamma mia, sono veramente schifato da questa cosa, perché era il nostro viaggio dei 30, quello, Marco. Era The Last Dance.
Mi hanno fatto il timbro sul passaporto, io non lo volevo, ma non è che potevo andare dal poliziotto americano a dirgli no, non farvelo, E capisci? vedi di Cioè, perderlo e fartelo rifare e riuscire a far volevo sparire le continuare a tracce col visto. respirare. Beh, sarebbe stato volevo comunque evitare di divertente. finire No, con non un me lo ginocchio sul faccia. Non me lo faccia perché. No. Beh, sarebbe stato comunque divertente andare dall'ufficiale di dogana e dirgli no, guardi, non mi faccia il timbro, devo entrare in Corea del Nord. Sì, le avrebbero messo davvero un ginocchio sul collo a quel punto. Chiudiamo, è arrivato il momento di chiudere, perfetto. Marco, ti ringraziamo di essere stato con noi, di aver Ma mi sprecato ringraziate, sono il un'ora. conduttore, cosa mi ringrazi? No, Sono io che però dovrei hai sprecato ringraziare un'ora te. del tuo prezioso tempo a parlare con Ridicolo, ci dicono. i non c'è barbari problema, eleganti, oggi è cioè una con tutto il giornata rispetto, è di in pioggia. ferie. Ma no, oggi è una giornata di pioggia, adesso qua è mezzogiorno più o meno, quindi adesso andrò a fare un bellissimo pranzo americano molto salutare, come tutti i pranzi che giusto. sto facendo qui, e poi oggi pomeriggio andrò con i miei cugini in qualche museo, al Met, al Museo di Storia Naturale, a vedere i dinosauri che prendono vita, insomma, quelle robe lì. Ma è Solite robe da meraviglioso, signori. ma è meraviglioso. No, prima Mi fa di piacere che ha salutare deciso di darsi alle vorrei sostanze fare... allucinogene. Vorrei fare i complimenti al signor Talebano perché ha condotto molto bene, quindi complimenti signor Talebano. La ringrazio, ma infatti adesso cancellerò questo programma definitivamente tirando una sonora. No, regia si sta scherzando, non lo farei mai, ci mancherebbe altro. Bene signori, ringraziamo la redazione di Radio Libertà come sempre per non averci cancellato il programma, anche se io sinceramente vorrei che accadesse. Ringraziamo Marco Rubeo per averci seguito da New York, il cugino Vittorio, God bless la America. regia. E come Signori, sempre, e come sempre, viva i piedi! Viva i piedi! Vai. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.